Basta ricordare che in Triveneto c'è il 45% dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi questo per noi è un momento importante. Conegliano è importante perché Conegliano è la culla di 3 realtà dei nostri reparti alpini, il sesto, il settimo alpini e il terzo da montagna. Insomma, Conegliano val bene una dunata triveneta, fa intendere il numero 1 dell'ANA Sebastiano Favero, che ha incontrato i presidenti di tutto il nord-est alla casetta degli alpini a Santa Lucia di Piave, tra un rancio, orgoglio e la solita operatività, un modo per serrare le fila e prepararsi a un grande evento anche nei numeri. Prudenzialmente 40.000 presenze, quindi una presenza consistente, forse anche di più, perché Conegliano, come ho detto prima, è anche un'attrazione, un punto di riferimento importante per noi alpini. Un appuntamento, dice Favero, che vuole parlare ai giovani, per il quale si sta mobilitando non solo la città del Cima, ma tutta l'area del Coneglianese. Conegliano è una città alpina per eccellenza, ci sono 30 gruppi sul nostro territorio, riguardano 17 comuni, per cui una grande adunata triveneta che guarda oltre i confini di Conegliano, perché è una durata di tutto il territorio, è veramente una grande festa che si sta preparando, guardando anche quelli che sono i valori, le tradizioni dei nostri alpini, che sono i valori, le tradizioni, la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori, e deve essere anche quella delle nuove generazioni. L'appuntamento è per la metà di giugno e seguirà di poco più di un mese la dunata di Biella. Le penne nere coneglianesi sono già al lavoro. Per essere pronti siamo pronti, stiamo mettendo, come ho detto prima, le cose in fila in modo che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo, perché ogni tanto questo ce lo domandiamo, però là non possiamo farci niente.